5 ore in coda al freddo, in attesa di un tampone. È quello che sta succedendo a Venezia, ma non solo, in tanti Covid point o centri tampone su tutto il territorio regionale del Veneto. Questo è Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 12 gennaio 2022 e la prima notizia del giorno riguarda il caos tamponi. L'ULSS 3 Serenissima è alle corde, parla di una pressione enorme. Ieri a Venezia, all'ex Giustinian, il punto tamponi dell'isola, l'unico, sono intervenute le forze dell'ordine, la polizia che ha costretto il personale sanitario a mantenere e prolungare l'apertura oltre le ore 13, orario di chiusura del Covid Point. La CGIL, il sindacato, chiede l'intervento del prefetto, ma la situazione caotica e di forti disagi non si limita a Venezia, al veneziano. Ci sono code e proteste anche ad esempio nell'ULSS 6 Euganea, ma appunto su tutto il territorio regionale. E allora le ULSS corrono ai ripari. Come? Sostanzialmente le novità sono di due tipi. In primo luogo, sia a Padova che a Venezia, le ULSS impongono la prenotazione obbligatoria. D'ora in poi non sarà più possibile presentarsi al punto tamponi soltanto con la ricetta medica, sarà necessario prenotare un appuntamento online, come già avviene in altre aziende ospedaliere in Italia. Prenotazione obbligatoria quindi, il primo provvedimento. Il secondo invece riguarda i privati che secondo il Corriere del Veneto dovrebbero intervenire in soccorso della regione. 40 euro verranno pagati dalle ULSS del Veneto alle strutture private per ogni tampone molecolare che eseguiranno con la ricetta, e un altro numero che leggiamo sempre sul Corriere del Veneto: 150 test rapidi a settimana è l'intesa firmata tra l'ULSS 6 e il Policlinico di Abano, che analizzerà anche 100 molecolari al giorno. Numeri ovviamente non poi così rilevanti se confrontati alla mole di tamponi che ogni giorno vengono effettuati nella nostra regione. Ma anche nella ULSS 3, quindi Serenissima a Venezia, le contromisure dell'azienda sanitaria vanno proprio in questa direzione. Sono stati individuati nuovi centri a Venezia e nelle isole, nuovi punti tampone, coinvolgendo anche le strutture private. Insomma, vediamo se queste due prime contromosse da parte delle aziende sanitarie, delle ULSS, riusciranno a venire a capo del caos e dei disagi veramente importanti. Anche 5 ore in coda a Venezia ai punti tampone. Proseguiamo con la seconda notizia del giorno, restando sempre nell'ambito della sanità veneta, che secondo i quotidiani del gruppo Gedi, quindi Nuova Venezia, Tribuna di Treviso e Mattino di Padova, Sanità Veneta sempre più in affanno. Concorsi per 1000 operatori sanitari. Sono questi i numeri dei concorsi attivi per le assunzioni nelle ULSS del Veneto. Si cercano 104 medici e 752 infermieri, ma secondo il veneziano Giovanni Leoni, vicepresidente nazionale dei medici, i neolaureati sono motivati ad andare all'estero perché ci sono stipendi più elevati. Quindi insomma la fuga all'estero dei medici, la fuga anche nella sanità privata dei medici e degli infermieri, ne abbiamo parlato tante volte qui a Sveglia Veneto. Vediamo se la regione sarà in grado di reclutare questi più di 1000 operatori sanitari tra medici, infermieri, igienisti dentali e biologi. Non solo nella sanità in senso stretto, ma anche nel sociale il problema del personale è gravissimo ormai. Se le carenze e le lacune del sistema regionale erano evidenti prima della pandemia, il Covid è arrivato a far saltare completamente tutto, e allora l'allarme c'è anche per quanto riguarda gli operatori sociosanitari delle RSA, delle case di riposo, delle strutture per gli anziani del Veneto. Le operatrici delle RSA sono poco pagate, dice il presidente di
Uripa, proprio l'associazione che riunisce le case di riposo del Veneto, le strutture per gli anziani, e addirittura dice non è un mestiere appetibile, c'è chi preferisce la fabbrica. Vengono pagate in maniera vergognosa rispetto al lavoro che fanno, parole inequivocabili, quelle del presidente regionale di Uripa, Roberto Volpe. E allora perché non si aumentano questi stipendi che oscillano tra i 1.200 euro mensili nel privato e i 1.350 euro nel pubblico? Beh, sempre Roberto Volpe dice perché il fondo per la non autosufficienza resta invariato e quindi per aumentare gli stipendi bisognerebbe aumentare le rette appunto delle case di riposo, il che comporterebbe un maggiore esborso da parte ovviamente degli anziani e delle famiglie. Proseguiamo con una notizia che invece arriva da Padova, dove gli studenti protestano nei confronti dell'università che ha deciso di riattivare gli esami in presenza, e quindi l'associazione Unione degli Universitari di Padova Studenti Per ha lanciato una petizione che in poche ore ha superato 5.000 adesioni da parte di altrettanti studenti. La campagna si chiama UniPD Ripensaci e chiede sostanzialmente che sia garantita la possibilità agli studenti residenti fuori città di sostenere gli esami da remoto. Ci siamo attenuti alle indicazioni ministeriali, risponde il prorettore alla didattica Marco Ferrarese, ma intanto prosegue la raccolta firme e vedremo insomma come andrà a finire. Ancora una notizia da Padova, un'altra proposta, qui è Confartigianato che lancia una proposta per risolvere il problema demografico, per così dire, all'interno delle imprese artigiane. Il problema è quello delle aziende che restano senza eredi e la proposta di Confartigianato è quella di puntare sugli operai. E allora il modello che potrebbe diventare nazionale nelle intenzioni dell'associazione di categoria, coinvolgere i dipendenti usando il loro TFR, che detta così può apparire una proposta ambigua. Altri modelli esistono, per esempio quello su cui lavora Legacoop e in generale il mondo cooperativo da molti anni ormai, quello del workers buyout. L'articolo in ogni caso sul Mattino di Padova firmato da Elvira Sciliano per chi volesse approfondire, ma proseguiamo con un'altra notizia che invece troviamo sulle pagine del Gazzettino. È una notizia che in qualche modo può suscitare ottimismo in questi tempi bui, se non altro perché è inverno. E allora, secondo il 47% degli intervistati dall'Osservatorio Nord-Est di Demos per il Gazzettino, il 2022 sarà un anno migliore. I pessimisti si fermano al 16%, insomma i veneti, o meglio i nordestini cosiddetti, guardano con fiducia all'anno in corso, al 2022, anche se 3 su 4 ritengono che si dovrà ancora convivere con gli effetti della pandemia. Interessante vedere il profilo degli ottimisti per classi d'età, sostanzialmente i giovani sono più ottimisti, e anche per categoria socio-professionale. Più pessimisti gli operai, più ottimisti invece gli imprenditori, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi, ma anche gli studenti e in misura minore i pensionati. Dal punto di vista invece dell'orientamento politico, gli elettori più ottimisti rispetto al 2022 sono quelli del Partito Democratico. Tra i più pessimisti invece gli elettori del centrodestra, quindi di Lega e Fratelli d'Italia. Ma proseguiamo con un'altra notizia invece che invece al contrario non suscita particolare ottimismo, anzi, ed è l'aumento dei prezzi al bar, i rincari che colpiscono già un terzo dei locali che ha ritoccato il listino prezzi. È l'effetto dei rincari delle materie prime, così leggiamo sul Mattino di Padova di oggi. Aumentano i prezzi dal caffè al tramezzino, il caffè passa da 1,10 € a 1,20 €, il tramezzino da 1,50 € a 1,70 €, lo spritz da 2,50 € a 3 € addirittura.
Questi i risultati di un'indagine appunto del Mattino di Padova e secondo l'APPE, l'associazione degli esercenti, chi non si adegua rischia di chiudere in pochi mesi, insomma aumenti in qualche modo obbligati da parte di bar e appunto baristi. Passiamo ora alla politica, una breve rassegna politica. Sono stati scelti i 3 grandi elettori cosiddetti del Veneto, ovvero i delegati della regione per l'elezione del Presidente della Repubblica, e saranno, qui non ci sono grandi sorprese, il Presidente della Giunta regionale Luca Zaia, il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e il capogruppo del Partito Democratico in regione Giacomo Possamai. C'è una polemica per l'assenza di donne nella delegazione della Regione Veneto. Altre polemiche a Rovigo invece, qui siamo in casa del Partito Democratico, dove Graziano Azzalin resterà appunto a far parte della comunità democratica. Lo ha deciso la Commissione regionale di garanzia, accogliendo il ricorso del neo vicepresidente della provincia di Rovigo, dove è anche consigliere comunale, una decisione presa contro la decadenza di Graziano Azzalin, appunto decisa un mese fa dall'organismo territoriale, e una decisione che era arrivata dopo una serie di polemiche per la candidatura di Graziano Azzalin all'interno di una lista trasversale alle provinciali. Azzalin adesso quindi completamente riabilitato all'interno del Partito Democratico, attacca il segretario provinciale Angelo Zanellato e dice: prima la debacle alle elezioni, poi un congresso anonimo per pochi intimi, adesso il verdetto della commissione regionale. Se il segretario avesse un minimo di dignità avrebbe già firmato le dimissioni. Questo chiude la pagina politica e ci salutiamo con 2 notizie flash. La prima, la sfortunata sconfitta di un 14enne. Leggiamo la notizia sul Corriere del Veneto di oggi. Questo ragazzo che stava battendo il campione di scacchi, addirittura un ex vice campione del mondo. Ma cosa è successo? Il telefonino del 14enne squilla e il giovane scacchista viene eliminato, sconfitta a tavolino. Un vero peccato, ma auguriamo a questo ragazzo trevigiano di 14 anni, Lorenzo Candian, di proseguire e avere tante soddisfazioni nella sua carriera di scacchista e non solo. L'ultima notizia di oggi è sempre una flash: lupi, cinghiali e nutrie, la convivenza è possibile e attenzione, a batterli è veramente l'ultima possibilità. Chi lo dice? Marco Olivi, definito dal Corriere del Veneto sempre professore degli animali, insegna a Ca' Foscari, dove dirige il nuovo master in amministrazione e gestione della fauna selvatica che partirà nell'Università Veneziana il 17 gennaio. Formerà tecnici che abbiano conoscenza sia della materia giuridica italiana ed europea, ma anche una formazione etica e occhio per gli aspetti economici e socioculturali. Quando si decide di sopprimere gli animali, dice Olivi, si pone una questione etica fondamentale. Ed è così, tra legge e natura, che si conclude la puntata di oggi di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 12 gennaio 2022. A tutti voi che mi avete ascoltato, una buona giornata.